Se il Tribunale chiude è colpa della politica locale, le accuse dell'europarlamentare Mara Bizzotto. E anche oggi puntiamo i riflettori sulla decisione del governo Monti di chiudere il Tribunale di Bassano. Per l'europarlamentare Mara Bizzotto molte responsabilità sono da additare alla politica locale. Lei però parla anche di qualche responsabilità, più di qualche responsabilità dell'amministrazione comunale. Certamente, perché Cimatti, oltre a non essere andato a Roma insieme ai sindaci a manifestare contro la chiusura, ha sempre detto che aveva contatti diretti con Casini per salvare il Tribunale. Evidentemente questi contatti diretti o non c'erano o non hanno funzionato. La responsabilità è grande anche perché sappiamo che Bassano è governata da PD, FLI e UDC, la stessa coalizione che appoggia il governo Monti e assieme al PDL, e non è stato ascoltato. Quindi questo credo sia l'ennesimo schiaffo che Monti dà al nostro territorio e ai nostri cittadini. Non ci sarà nessun risparmio perché oltre ai 12 milioni del costo del Tribunale ci saranno costi ulteriori per lo Stato e per i nostri cittadini.